Ben ritrovati amici di mattoscacco.com. Dopo questa breve pausa data dal PC rotto, siamo ritornati con un nuovo video. Oggi volevo parlare di un'apertura particolare che è l'attacco Keres, in cui il bianco, darà molti fastidi alla difesa che imposterà il nero sulla difesa siciliana. Quindi, se parliamo di difesa siciliana, parliamo allo stesso tempo di 1 e 4. Come ben sapete, la difesa siciliana si imposta dopo aver giocato pedone C5, cavallo F3, D6, D4. Queste sono proprio classiche mosse di routine. Cavallo per D4, cavallo F6 andando ad attaccare il pedone in E4, cavallo C3 difendendo questo pedone e E6. Così facendo si imposta la Scheveningen, ovvero dove abbiamo il pedone D6 ed E6 appunto affiancati sulla traversa numero 6. G4. Questo qui è l'attacco Keres. Lo scopo del bianco è quello di spingere questo pedone da G4 a G5. Ora immaginati tu questo pedone in G5 che danni che farebbe? Impedirebbe spinte in H6, in F6 e renderebbe quasi inutile la spinta in G6 poiché va a creare debolezze appunto sulle case adiacenti. È una mossa veramente molto insidiosa ed è molto tenuta dal nero. Tanto che ci sono veramente tantissime risposte, per esempio come H6, dopo vedremo. In questo video però noi ci occuperemo di una risposta un po' particolare, forse la meno utilizzata, ma che comunque è bene conoscere. Anzi, si può anche utilizzare poiché non vedo grossi problemi da parte del nero. Cavallo C6. Il nero gioca come se nulla fosse accaduto e non si preoccupa appunto del piano del bianco di spingere in G5, quindi continua a svilupparsi normalmente e cerca comunque di mettere pressione sul centro. Ovviamente ora la replica più consona del bianco è quella che è un po' più logica di tutte, è la spinta G4, G5, proprio come previsto dal piano iniziale. Ovviamente il bianco appunto non può rinunciare a questa mossa perché se per esempio gioca alfiere G2 abbiamo cavallo per D4, dopodiché il pedone in G4 cadrebbe per via di questa mossa. Quindi facciamo qualche passo indietro, G5. Ok, ora a questo punto il cavallo dove può andare? Può andare o nella casa madre, ma a questo punto è come non averlo proprio sviluppato, o in D7 che comunque è un'altra casa madre per i cavalli. Quindi cavallo in D7. Ma a questo punto c'è qualcuno che preferisce cambiare prima i cavalli centrali ed è una cosa che non è molto buona. Se per esempio infatti proviamo, se il nero prova a giocare prima cavallo per D4, che cosa accade? Accade questa cosa qui. Donna per D4, cavallo in D7, comunque il cavallo è costretto ad andare in D7, dopodiché ci sono veri problemi per lo sviluppo dal lato di re, poiché c'è la donna che punta direttamente sul pedone G7 e l'alfiere non può andare in E7, altrimenti la donna cattura in G7. Allora bisognerebbe spostare la torre, comunque si perderebbero tempi importantissimi. Quindi torniamo al nostro punto di partenza, quindi cavallo D7 e ora il bianco si trova dinanzi a un bivio. Se decidere di procedere subito con un piano d'attacco o decidere di svilupparsi e comunque impostare eh, un buono schieramento con l'arrocco lungo ovviamente. Allora, si può giocare a questo punto o cavallo in D va in B5 per creare pressione su D6. A questo punto però il nero non ha grandi problemi perché con cavallo B6 è tutto ben risolto. Il cavallo comunque in B6 non si trova malissimo. Oppure si può decidere di giocare che quella che è ritenuta migliore da parte della teoria
alfiere E3. Il bianco quindi non compromette la sua diagonale e libera la donna alla difesa del cambio di cavalli. Fino a prima che uscisse l'alfiere, quando c'era il cambio di cavalli, era costretta ad uscire la donna al centro. In questo modo ora la donna può andare in qualsiasi altra casa senza preoccuparsi di dover difendere il pedone il cavallo in D4. Ovviamente un piano standard è quello poi di spostare la donna in D2 e arroccare lungo. Ora tocca al nero svilupparsi. Come può giocare il nero? Ha tolto i due cavalli e come sappiamo dalla teoria la cosa migliore è cercare di arroccare il prima possibile. Quindi uno sviluppo spontaneo è quello appunto di alfiere 7 che va a creare una batteria non è altro che un doppio, triplo, quadruplo attacco da parte di donna e alfiere sul pedone G5. Quindi abbiamo due pezzi che attaccano su G5 contro uno che è quello del bianco, l'alfiere in E3. Quindi questo è il piano più naturale, la giocata più naturale che vanno a creare attacco su G5. A questo punto come può difendere il bianco questo pedone? Lo può difendere naturalmente con H4, continuando a far salire i pedoni sull'ala di re. Tuttavia avrebbe potuto anche difenderlo tranquillamente con F4. Tramite F4 si ha comunque la difesa del pedone G5. La cosa bella, se il bianco difende con F4, che il nero sta leggermente meglio perché può giocare questa spinta H6. Tuttavia questa spinta è molto tagliente, nonostante poi liberiamo la torre, c'è la spinta F5 che è veramente molto tagliente, però credo che sia una buona mossa da parte del nero. Se invece, come abbiamo visto, il bianco gioca H4, la spinta in H6 non si può più fare perché comunque l'alfiere ha questa diagonale libera. A questo punto, dato che H6 non si può più giocare, viene naturale giocare l'arrocco. Sembra una mossa rischiosa, ma come la pratica comunque ha dimostrato, costituisce una difesa accettabile. Quindi con arrocco, in questa posizione, il nero può stare veramente tranquillo. Il piano del nero quindi è quello di raccogliere le forze ad ovest per cercare di smuovere qualcosa, dato che a est sta subendo, cerca comunque di attaccare ad ovest. Donna di 2, il piano standard di cui ci facevamo riferimento prima. E perché ha giocato donna di 2? Ovviamente per permettere il bianco di arroccare, ma soprattutto perché non sa ancora dove sviluppare l'alfiere F1, non sa se tenerlo sulla diagonale F1 a 6 oppure di metterlo in G2 o anche in H3. Quindi per ora preferisce sviluppare la regina. A 6, impedendo entrate pericolosissime da parte dei cavalli in B5 e arrocco. A questo punto veramente ci sono tantissime varie continuazioni e il piano del nero abbiamo detto che è quello di creare degli attacchi sull'ala di donna. Come potrebbe creare questi attacchi? Sicuramente liberando un attimo il centro, dopodiché con una spinta del genere B5 il nero comincia ad avere spazio, eventualmente portando la donna in A5, comunque la partita così è molto equilibrata e può continuare in tantissimi altri modi.